proseguire, ben ritrovati cari telespettatori, proseguiamo il nostro telegiornale con le notizie dal vicino Veneto. 12. Parliamo ancora di cultura, vedo già accomodato nei nostri studi del Veneto Boris Brollo. Buonasera e grazie per essere presente nel nostro telegiornale, responsabile cultura del gruppo per il cambiamento di Portogruaro. Allora Brollo, si diceva in primo piano la cultura nella realtà di Portogruaro manca per il momento un comitato scientifico che possa coordinare eventi e iniziative di cultura appunto a Portogruaro. C'è stato il restauro di un quadro di Russolo in comune, ma lei appunto chiede che venga costituito questo comitato scientifico a Portogruaro. Ci sarebbe quindi la necessità, secondo lei? Diciamo che una rondine non fa primavera, solitamente questo è il nostro proverbio. E quindi ieri sera si è tenuta una conferenza da parte del professor Renato Barilli, che era uno dei rettori del DAMS di Bologna, il quale ha parlato del Novecento e in questo contesto ha messo dentro anche il problema di Russolo. Il problema è che questa ipotesi, diciamo, di ricollocazione ha mosso tutta una serie di desideri da parte dei presenti alla conferenza e quindi c'è stata anche una richiesta di tipo facciamo un'altra mostra di Russolo e vediamo di contemplare magari non la parte futurista ma la parte figurativa di cui ci sono dei collezionisti anche in Portogruaro e anche qualche anno fa mi pare che il professor Fagotto abbia riportato alla luce dei quadri figurativi. Ora direi che nel 2006 sono state fatte 3 mostre su Russolo. Probabilmente passate inosservate perché se ci fosse stata un'attenzione nazionale ce ne saremmo accorti tutti quanti. E questo fatto di aver speso poi 80.000 euro della regione più altri dell'amministrazione ci pone oggi in una condizione di non avere più nessun budget da utilizzare, quindi di darci un'impossibilità. E dall'altra però, pur essendoci con la conferenza portati nella modernità, se vogliamo, dall'altra parte abbiamo delle mostre all'interno dei mulini che sono veramente penose, cioè sono mostre che ci portano indietro prima di Russolo, ci portano vicini agli impressionisti, per cui anche l'amministrazione deve prestare un attimo attenzione alle scelte che sono curatoriali di un programma annuale che viene fatto ai mulini, quindi è d'obbligo direi creare un filtro, quindi ecco il ragionamento del comitato scientifico, il quale potrebbe tutto sommato tenere il buon livello delle proposte e analizzare prima i programmi e le proposte. Credo che un curatore, visto che scade a breve diciamo così, il bando di concorso, quello passato e se ne apre uno nuovo, debba essere scelto su un programma. E su questo si va a dire spendiamo energie, spendiamo fattività, spendiamo elementi, allora la cultura ha un senso. Senta, se invece allora, noi governiamo tutto quello che ci passa per mano solo per fare qualcosa senza... Scusi. Sì, è un po' difficile poi comunicare a distanza perché lei ha un po' esposto tutta la sua posizione, ma in sintesi, concludendo, voi anche chiedete che ci sia una razionalizzazione delle attività culturali con una maggiore scelta, migliore scelta delle risorse da destinare alla cultura e perché no anche organizzare e coordinare la politica artistico-culturale del comune. Questa è un po' la vostra punzecchiatura nei confronti dell'amministrazione comunale e del sindaco. Questa è la nostra posizione, esattamente. Va bene, allora noi la ringraziamo perché ci sarebbero tante cose da dire ovviamente, però i tempi stringano. Noi ringraziamo Boris Brollo, responsabile cultura del gruppo per il cambiamento di Portogruaro. Grazie, buon lavoro e proseguiamo il nostro